E buongiorno a tutti, benvenuti in una nuova live di Reni Tunes. Benvenuti a tutti, è tantissimo che non faccio una live, dovevo farne parecchie anche perché dobbiamo recuperare il tempo perso. Le cose si stanno cominciando ad accumulare, le recensioni da fare. Io calcolate, guardate le cose arretrate che abbiamo da fare, lo sfogliamo insieme di questo, tra oggi e domani esce pure il numero nuovo, dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di questo, dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di ciò che contiene questo pacco. Dobbiamo fare talmente tante cose che cominciano a diventare veramente tante, quasi ingestibili. Io mi sto dedicando a tutte altre, diciamo, a diverse altre attività. Vediamo un po' se riesco a sistemare un po' meglio in modo che la telecamera mi vede e mi mette a fuoco correttamente, visto che ha l'autofocus. Buongiorno a chi si è collegato. Oggi dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di alcuni calendari. Sì, voglio sfogliare insieme dei calendari. Non sono tutti del 2024 perché ne ho trovato uno che volevo sfogliare insieme a voi che ha forse 24 anni. E allora bando alle ciance, la sigla già è passata, quindi diciamo che la mia idea di live adesso sono molto più veloci, quindi live che non durano più un'ora e mezza, 2 ore, ma cerchiamo di farle un po' più veloci. Allora, mettendo a posto, sistemando diciamo, le mie collezioni, le mie cose, è uscito fuori questo calendario official per modo di dire. Comunque all'epoca era l'anno 2000, correva l'anno 2000, quasi 24 anni fa, e questo è il calendario di Ranma Mezzi. Guardate, adesso lo andremo a sfogliare, andremo a vedere queste immagini una per una e andiamo a vedere com'era un calendario degli anni 2000, del 2000 appunto, quindi non primissimi anni 2000 ma proprio il calendario del 2000. Allora, innanzitutto qui c'è un po' di storia del cartone animato e dei personaggi. Ok? Vedete? Ranma Mezzi, personaggi: Ranma Saotome, Akane Tendo, Ryoga Ibiki e Genma Saotome. E qui c'è appunto un'immagine di Ranma. Subito si comincia. Questo, se non ricordo male, questa è Ranma quando è andata in viaggio alle fonti maledette. Vediamo, qui c'è Apposai che vola, Apposai, Shampoo, Ryoga, Akane Tendo, c'è anche il padre qua, sì, Son Tendo, ok? E questa è la prima immagine di un calendario interamente dedicato a Ranma, ok? Ricordo che Ranma, allora, dall'altra parte ovviamente è bianca, quindi c'era una pagina, un calendario composto da più di 13 fogli, perché se mettiamo pure il primo, ecco qui Ranma e Ryoga, bellissima questa immagine, la stampa è di altissima qualità, lo potete anche constatare da voi, la stampa era di altissima qualità, ok? E questo è febbraio 2000. Andiamo a vedere, questo è febbraio 2000, vedete? February 2000, ok? Calendario ufficiale di Ranma, anno 2000, ok? Andiamo avanti, altra pagina, Ranma maschio e Ranma femmina, e poi c'è Ryoga e Shampoo trasformato in gattino. Ryoga è il maialino Pichan, ok? Buongiorno a tutti, sono le ore 10:40 di questo 22 novembre 2023, così sapete che
veramente siamo in live, eh? Questo è il marzo 2000, ripeto, calendario Ranma Mezzi anno 2000. Andiamo avanti, guardate che bella gigantografia di Akane Tendo per aprile 2000, guardate, bellissima immagine, ovviamente stampa di qualità molto molto elevata, vedete? E andiamo avanti. Questi sono Ryoga e Ranma, non lo voglio rovinare assolutamente questo calendario. Ryoga e Ranma, vedete? Ryoga e Ranma, maggio, andiamo avanti, Ranma con il padre trasformato in panda e Pichan Ryoga, vedete? Bellissima anche questa immagine qui per quanto riguarda giugno. Andiamo a vedere luglio. Luglio ci sono le 3 ragazze a luglio, le 3 ragazze che sono Akane Tendo, Ranma ragazza e Shampoo. Bellissimo anche luglio 2000. Questo, ripeto, è un calendario dell'anno 2000, quindi non si trova. Ed ecco colei che si spacciava per maschio, ma in realtà era una femmina. Gestisce un negozio di okonomiyaki Ukyo. Per quanto riguarda agosto, andiamo avanti. Altra bellissima immagine di Gemma Saotome trasformato in panda. C'è Shampoo nel cestino della bicicletta trasformata in gattina, c'è Akane Tendo, c'è Ranma ragazza e c'è Ryoga Ibiki. Bellissima anche questa immagine. E siamo già a settembre. Andiamo avanti. Oh, questa è una bellissima immagine per ottobre con tutti i personaggi, vedete? Ma è bellissimo questo calendario ed è per questo che l'ho conservato. Qui ci sono le combattenti e c'è pure Tatewaki Kuno, il fratello della Rosa Nera. Vabbè, andiamo avanti, tanto Ranma, chi non lo conosce è meglio che lo va a vedere. Ecco qui un'altra carrellata di personaggi già menzionati. E per dicembre eccole qua, 3 ragazze, sempre Ranma ragazza, Akane Tendo e Shampoo. Ok? Così abbiamo dato un'occhiata a un calendario anni 90. E poi qui c'è la seconda parte dei personaggi Ranma Mezzi Characters, cioè personaggi. Non vi ho parlato di Mousse, che stava in una sola immagine, mi pare a novembre. Sì, a novembre. Eccolo qui Mousse, che purtroppo per lui si trasforma in una papera. Mousse è questo di profilo ed è ovviamente perennemente innamorato di Shampoo. Va bene, questo era soltanto per dare un'occhiata ad un calendario leggendario che a me piacque molto, se non mi ricordo male lo comprai addirittura all'Expo Cartoon questo, neanche in fumetteria, ed è il calendario originale di Ranma Mezzi ufficiale dell'anno 2000, ok? E quindi questo lo abbiamo sfogliato. Ora nel 2024 a base cartoni animati cosa ci viene proposto? Allora, un calendario che è già in mio possesso da quasi un mese è questo.
quello dedicato a una trasmissione iconica, leggendaria, a chi ha fatto la storia, che è Bim Bum Bam. Paolo Bonolis ha contribuito insieme a Emanuela Blanchard, ma a tutti gli altri pure che negli anni 90 hanno presentato questa trasmissione. Ovviamente il protagonista di Bim Bum Bam era lui, il pupazzo One, presente in tutte le puntate, veramente diciamo la mascotte del programma, quindi una presenza iconica all'interno diciamo, di questo contenitore, tra l'altro di cartoni animati. Ok? E quali cartoni animati venivano trasmessi? Adesso li andremo a vedere. Innanzitutto facciamo diciamo, un primo piano ravvicinato. Juanini e Juanini, bentornati nel mondo di Bim Bum Bam. Non la so fare la voce di Juan, che era animato dal gruppo 80, quindi veramente, cioè, era qualcosa che faceva parte della nostra giornata, che faceva parte della nostra famiglia, perché 1, 4 e 5, che erano le 3 mascotte delle 3 reti Fininvest, delle 3 reti Berlusconi, quindi c'era 1 che era lui, 4 che stava su Rete 4, quasi onnipresente a Ciao Ciao, e poi c'era 5 che veniva tra l'altro doppiato da Marco Columbro e praticamente faceva le sue comparse in telequiz, in show, in trasmissioni, così ogni tanto faceva la sua comparsa anche 5, il pupazzo 5. Allora, innanzitutto andiamo a vedere qui dietro, ecco, delle curiosità. Lo sapevi che? E c'è scritto delle curiosità con delle immagini. Ecco, qui ci sono i Pokémon, questa è Sakura, ce ne stanno diciamo tanti. Card Captor Sakura, pesca un'altra carta Sakura, e si inizia subito con gennaio dedicato a Mila e Shiro, 2 cuori nella pallavolo, Shiro e Mila. Allora, Mila e Shiro, 2 cuori nella pallavolo, ci sono delle curiosità ovviamente scritte qui e qui, e poi qui c'è il calendario, diciamo con anche i santi, specificati anche i santi ed anche le fasi lunari, quindi molto ben curato anche la parte calendario. Vedete, queste sono le fasi lunari e qui ci sono scritti i santi, ok? Quindi curata molto bene anche la parte calendario, quindi non solo la parte grafica dedicata ai nostri anime preferiti. C'è da dire che mentre in quell'altro erano tante pagine, perché ogni pagina era dedicata ad un solo mese, qui giriamo e febbraio sta pubblicato dietro, no, questo è dicembre, quindi bisogna girarlo così, febbraio, quindi dietro a gennaio c'è dicembre, ovviamente a metà ci saranno praticamente agosto e luglio insieme, vado a pensare. Comunque febbraio 2024, Holly e Benji 2 fuori classe, immagini della primissima serie trasmessa con loro due molto piccoli, Bruce Harper e altri personaggi. Questi erano della Muppet, e quindi diciamo un altro cartone animato, un'altra pietra miliare diciamo dei cartoni animati giapponesi arrivati in Italia, che ha avuto un successone talmente grande da fare centinaia di episodi. Esistono centinaia di episodi, loro poi sono cresciuti e quindi ne sono state fatte altre serie, ok? Quindi questo è dedicato ad Holly e Benji. Andiamo avanti, quindi possiamo andare qua. Marzo dedicato ad un altro cartone animato che ha fatto la storia, le eroine vestite alla marinaretta. Lei è Sailor Moon, di cui ne esistono tante serie, tante sigle, una più bella dell'altra, tra l'altro cantate magistralmente dalla nostra italianissima Cristina D'Avena, che le interpreta benissimo tutte quante le sigle di Sailor Moon. Ok? Sono tutte presenti su YouTube. Se siete curiosi andate a cercare su YouTube le sigle di Sailor Moon.
sono veramente tante. Bellissimo anche questo mese di marzo 2024. Andiamo avanti. Non poteva mancare il ladro gentiluomo, Arsenico detto Lupin, come possiamo dire, il trio Lupin, Jigen e Gaemon, con Fujiko Margot in aggiunta, con Zenigata, il commissario dell'Interpol, che tenta sempre di acciuffare Lupin III, il ladro gentiluomo. Di questo ne esistono centinaia e centinaia di episodi, diverse serie, tantissimi OAV, quindi diciamo che Lupin, anche lui ha fatto la nostra storia, è entrato nelle nostre case, veniva trasmesso dapprima nelle reti private minori, nelle reti locali, per poi essere trasmesso su Fininvest, su reti nazionali, perché diciamo è un cartone animato, Monkey Punch, che meritava la trasmissione a livello nazionale, e tutti conosciamo, diciamo, il trio Lupin, Jigen e Gaemon, ok? E quindi questo è il mese di aprile dedicato a Lupin. Io sono molto breve perché sennò ci mettiamo un secolo. Ok, altro cartone animato dedicato a delle ladre molto famose è Occhi di Gatto. Occhi di Gatto, a rendere famosissimo questo cartone animato anche la bellissima sigla interpretata ovviamente da Cristina D'Avena, Occhi di Gatto, che è bellissima, e lei continua a cantarla in tutti i suoi concerti, praticamente è un cavallo di battaglia. Poi sono indimenticabili le avventure delle tre gattine alla ricerca di tutti i pezzi della collezione del padre, praticamente li vanno a rubare per rimettere insieme questa collezione. È un cartone animato molto 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 bello, tutto da vedere dal primo all'ultimo episodio, disegnato molto molto bene soprattutto per l'epoca, quindi veramente le storie anche queste avvincenti, alle volte anche esileranti, e quindi diciamo vale la pena andarsi a rivedere Occhi di Gatto, e questo mese di maggio 2024 è dedicato proprio a questo anime. Ok, andiamo avanti. Siamo arrivati a giugno. Giugno è dedicato a una telenovela, diciamo, una telenovela che è Candy Candy. Candy Candy venne trasmesso prima sulle reti minori, poi quando passò sulla Fininvest mantenne per un po' la sua sigla originale, per poi cedere il passo alla sigla cantata da Cristina D'Avena, Dolce Candy. La sigla originale è qualcosa di bellissimo, sia come immagini, anche perché quando la Fininvest lo trasmise con la nuova sigla cambiò anche le immagini della sigla, quindi andate a cercare tutte e due le sigle originali, Candy Candy e Dolce Candy. Questa è la storia appunto di questa, chiamiamola trovatella, lei insieme a Annie, che vennero trovate alla casa di Pony, e poi vivranno tante avventure. Qui la vediamo con Terence, l'attore, diciamo, Terence, ma Candy ne vivrà di tutti i colori durante le sue avventure. Ok, questo era Candy Candy, un altro cartone animato. Qui la vediamo con Clean, vedete? Candy e Clean. Questo era Four, vedete, prima io vi parlavo di Four, eccolo qui. Ah no, questo è Ambrogio, non era Four, era scuro, c'ha ragione, Four era il barboncino scuro, questo è Ambrogio, l'ho letto adesso, grande lapsus che rimarrà nella storia di YouTube. Questo è Ambrogio che si unì agli altri pupazzi solo in seguito, e quindi Four era il barboncino, quello marrone scuro. Avete ragione, questo è Ambrogio. Ok, andiamo avanti. Arriviamo a luglio.
Luglio, questa è un'altra telenovela. Questa è un'altra telenovela, Lady Giorgi, Giorgi che corre felice sul prato nel suo bel mondo che pare fatato. Questi sono Giorgi e Lowell che si baciano, bellissimo bacio quello tra Lady Giorgi e Lowell. Anche Giorgi ne passerà di tutti i colori. Giorgi porta con sé solo un braccialetto come ricordo della sua famiglia natia, ok? Lei cercherà in tutti i modi, lasciando anche i fratelli Abel e Arthur, e imbarcandosi vestita da maschio su una nave, va incontro a tante avventure, ma non è questo il posto dove io volevo raccontarvi poi tutto quanto quello che riguarda gli episodi degli anime raffigurati in questo calendario. Molto bello anche il mese di luglio 2024, dedicato a Lady Giorgi. Ok, andiamo avanti e ci troviamo, ecco, questo è il cartone animato, diciamo, che ha fatto la storia, sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria. Va bene, lei è Pollon, la figlia di Apollo. Io sono la figlia di Apollo e mi chiamo Pollon. Allora, praticamente la storia, diciamo, delle leggende, degli dei che vivono sull'Olimpo, e lei è una bambina che aspira a diventare dea, poi alla fine ci riesce. Non vi dico, per chi non lo sa, non vi dico che dea diventerà una dea, ma non vi dico che dea era, così ve lo andate a vedere e vi andate a vedere le 1000 peripezie della bambina Pollon, di Eros, il dio dell'amore, doppiato magistralmente da Fabrizio Mazzotta, che gli ha dato la voce a Eros, diciamo che in una maniera iconica che rimarrà sempre. Chi ha vissuto quegli anni e anche chi l'ha visto più avanti nel tempo, gli rimarrà sempre impressa la voce di Eros. E poi vabbè, ci sono tutti gli altri protagonisti come nonno Zeus, papà Apollo, e tutte gli altri dei e le altre dee. E poi ovviamente c'è narrato il filo di Arianna, ma ci sono tante avventure in questo anime, che poi io continuo a dire disegni animati, cartoni animati, perché per me sono quello, al giorno d'oggi si chiamano anime, ok? E questa era Pollon, la figlia di Apollo e la vita degli dei sull'Olimpo. Andiamo avanti, eccolo qua, un cartone animato bellissimo, preso dai racconti di Giulio Verne, Il mistero della pietra azzurra, Nadia. Bellissimo questo cartone, questo è tutto da vedere. Ovviamente anche la Disney ha preso l'idea per fare Atlantis, l'impero perduto, un cartone animato tutto loro, ma ha preso spunto tantissimo da questa serie, da questo anime. Bellissimo, racconta appunto le peripezie di questa ragazza che ovviamente poi incontra il capitano Nemo, i sottomarini, c'è tanta avventura, Atlantide, la città perduta. Guardate, è un cartone animato, un anime veramente veramente bello, pieno di emozioni. Ci sono i 3 cattivi che diventano buoni, insomma c'è di tutto in questo cartone animato, c'è davvero di tutto. Ve lo consiglio vivamente. Nadia, il mistero della pietra azzurra, bellissimo cartone animato. Allora andiamo a vedere più avanti. Non poteva mancare ovviamente un cartone animato. Questo è un altro, chiamiamolo, io la chiamo un'altra, questa è una sitcom, chiamiamola così, Kiss Me Licia. Da questo Kiss Me Licia poi sono nati i telefilm interpretati magistralmente dalla nostra italianissima Cristina D'Avena. Questo è Kiss Me Licia, da cui nacque poi Love Me Licia, Teneramente Licia, Licia Dolce Licia, e poi sulla scia del grande successo ottenuto da questi telefilm che ho menzionato
poi ci sono stati Cristina, Arriva Cristina, Cristina l'Europa siamo noi e gli altri telefilm sempre interpretati dalla dolcissima Cristina D'Avena, ok? Ovviamente le canzoni erano interpretate dai Beehive e da Cristina D'Avena, ok? Ecco qui Mirko con il suo parrucchino, diciamo con il suo ciuffo rosso, no parrucchino, perché poi alla fine l'attore che interpreterà Mirko nel telefilm ovviamente dovrà usare un parrucchino, ma nel cartone animato Mirko aveva proprio il ciuffo rosso e i capelli biondi. E questa è Licia, tutte le avventure di Mirko che si innamora di Licia, il gatto Giuliano che parlava, tra l'altro non è che parlava proprio, si sentiva quello che pensava, ok? E poi c'è Andrea e Giuliano, quindi Andrea e Giuliano, un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso, poi Mirko finita la pioggia si scontra con Licia e così, vabbè. Lasciamo stare le bellissime sigle di Cristina D'Avena e andiamo davanti a sfogliare questo bellissimo calendario. Andiamo, Oh, qui andiamo su un po' di storia. Allora, questa è il tulipano nero, la stella della Senna, 2000 nomi per questo cartone animato che ricalca un po' quello già fatto da Lady Oscar, ok? Il successo avuto dall'anime Lady Oscar fu tale che ne venne creato, diciamo, uno spin-off che è appunto il tulipano nero, che sarebbe lui, il tulipano nero, che compare pochissimo nella serie, ma la vera protagonista, l'eroina, è lei, Simone, cioè la stella della Senna, ok? Il tutto si svolge nel periodo della Rivoluzione francese, dove ci sono alti e bassi, ovviamente il popolo in enorme difficoltà contro i regnanti che invece vivevano esageratamente bene. Quindi diciamo viene riaffrontato il tema della rivoluzione francese e di come si viveva in quei tempi in un cartone animato, diciamo, che in Italia gli hanno dato il titolo Il tulipano nero, ma in cui la protagonista è proprio lei, la stella della Senna. Ok? Quindi andiamo avanti, ecco, l'ho menzionata prima, sempre nello stesso periodo vive il buon padre, voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu, nella culla ti ha messo un fioretto, Lady dal fiocco blu. Quindi lei è Lady Oscar, una ragazza che viene allevata come se fosse un ragazzo, combatte, diciamo, nel palazzo reale di Sua Maestà, però diciamo è sempre volta verso i più deboli, ok? Lei è Lady Oscar, non ha bisogno di altre parole, di altre presentazioni, diciamo un anime che quelli dell'età mia tutti conoscono, tutti hanno visto, tutti hanno apprezzato. I disegni a me piacevano troppo, perché mentre adesso nelle versioni rimasterizzate pure di Goldrake, dei robottoni eccetera, hanno levato un po' tutto quelle sfumature che davano col carboncino, c'erano un po' delle righette, delle cose in più che ovviamente dovendo passare al digitale i colori sono stati resi più vividi, più netti, e quindi tutte quelle sfumature si sono un po' perse, un po' anche le esplosioni. Noi eravamo abituati a vedere un po' più non così definiti, con i colori così vividi, così accesi, e quindi diciamo quella era una cosa prettamente degli anni 70-80, primissimi anni 80, diciamo. Bellissimo anche l'anime di Lady Oscar, e niente, qui siamo arrivati a dicembre e quindi qui siamo arrivati poi all'ultima di copertina che ho fatto vedere all'inizio. Va bene, sapevi che, e ci sono un po' di curiosità. E questo è il bellissimo calendario edito da Sprea Edizioni, Sprea Comics. Vi faccio vedere il loghetto, il codice a barre. Ancora lo trovate in edicola e nelle fumetterie, se lo chiedete, ed anche in alcune librerie.
Sprea Edizioni, calendario 2024, bim bum bam. Ok? Sono 31 minuti di live, però andiamo avanti, non ci fermiamo mai. Altro calendario edito da Sprea Editori, eccoci qua. Anche questo lo trovate ancora in edicola, nelle librerie, nelle fumetterie, ed è il calendario ufficiale del 2024 per il 40° anniversario di Crimi Mami, l'incantevole Crimi, Magical Angel Crimi Mami 2024. Lei ovviamente non ha bisogno di presentazioni, è You trasformata in Crimi. E andiamo a vedere le immagini che sono state scelte per questo bellissimo calendario. Allora, ovviamente io sono un patito di questo cartone animato, l'ho visto, l'ho rivisto, ho i DVD originali, abbiamo gli artbook. Tra l'altro, insieme a Ranma Mezzi, anche mia figlia è un amante di questo anime, ok? E infatti questo calendario ho chiesto a lei se lo voleva, ero indeciso se prenderlo o no. A lei è piaciuto tanto perché il mio amico edicolante me l'ha fatto sfogliare tranquillamente, gli sono piaciute tutte le immagini e quindi l'abbiamo preso. Questo è gennaio 2024, Crimi Mami. Questo è il padre, Kirogoro, Pentagramma e Toshio, e al centro c'è Crimi. Ok? Qui ovviamente diciamo è meno curata la parte calendario, vedete non ci sono i santi, ci sono solo i giorni festivi in rosso, e qui c'è accanto le fasi lunari, vedete? Che giorno sarà la luna piena, che giorno c'è mezzaluna e che giorno è luna nuova. Ok? E qui c'è scritto da che giorno a che giorno vanno i segni zodiacali. Ok? E questo è gennaio, quindi un calendario meno curato nella parte calendario, senza mettere i santi, senza mettere niente. C'è solo qui un rettangolino, appunto, come ho detto, dedicato alla luna e a diciamo i segni zodiacali del mese, e poi qui scritto gennaio. Andiamo avanti, andiamo a vedere le altre immagini. Andiamole a vedere, eccole qui. Qui sono You, aspettate che bisogna fare in modo che si giri bene, You e Toshio per febbraio, bellissimi You e Toshio. E questa forse dovrebbe essere la stella piumata, il posto da dove viene Pino Pino, anche se sembra un albero, vedete, però c'è tipo una città. È bellissima questa immagine, Comunque questi sono You e Toshio, i due protagonisti di tutto l'anime, perché You è la protagonista in quanto si trasforma in Crimi, e Toshio, essendo il suo amichetto d'infanzia, poi alla fine si vedrà, alla fine pure degli OAV, che si metteranno insieme, ma era scontato per tutto il cartone animato. Comunque You e Toshio. Andiamo avanti. Marzo è dedicato all'incantevole Crimi. Guardate che bella immagine di Crimi, bellissima, un'immagine stupenda di Crimi Mami, eccola qui a marzo 2024. Aprile, questa bellissima questa immagine, proprio guardate. Questa è un'immagine bellissima. Ci sono la madre e il padre di You, Midori, Toshio e You, che si vede che stavano cercando di fare qualcosa e alla fine sono caduti. Un'istantanea bellissima questa, da prendere per il mese di aprile 2024, calendario di Crimi Mami, 40° anniversario. Andiamo avanti. Ed ecco, questi sono la madre e il padre di You con la piccola You. Maggio 2024. Maggio. Ok, andiamo avanti. Ok.
Giugno c'è Crimi che scappa, 2 note a Iase che sta lì in alto sulle scale, e poi c'è Pentagramma che cerca di fermare Crimi, la stella della Parthenon Production. Ok, andiamo avanti. Scalinata bellissima, la bacchetta magica è la prima bacchetta, la bacchetta diciamo della prima serie. Vedete, questa è la prima bacchetta. Andiamo avanti ed eccoci arrivati a luglio. Luglio ci sono Posi e Nega. Io ho il mio, la nostra gattina di casa si chiama Posi proprio perché in ricordo di Posi e Nega. Posi è la femmina e Nega è il maschio. E poi ci sono Toshio e Midori che ballano insieme all'incantevole Crimi. Oh, bellissima questa immagine di una Crimi sirena. Guardate che bella, questa è agosto 2024. Bellissima, bellissima questa immagine scelta per agosto, il mese dell'estate, il mese del mare. Agosto 2024, Crimi sirena. Ok? Ed ecco qui, diciamo, un morphing, una trasformazione della piccola Yu in Crimi per quanto riguarda settembre 2024. Sfondo sempre bello, sfumato, dal lilla al rosa, bellissimo, lo sfondo adattissimo a queste immagini di trasformazione dalla piccola Yu a Crimi. Ok? Andiamo avanti. Settembre. Ottobre è dedicato alla piccola Yu, eccola qui, Morisawa Yu, e abbiamo il mese di ottobre 2024. Andiamo avanti. Novembre 2024 è dedicato a Crimi, eccola qui, faccio vedere meglio questa immagine, vedete? Ok, novembre 2024. E andiamo a vedere dicembre 2024. C'è un'immagine iconica che troviamo un po' dovunque si parla di Crimi troviamo questa immagine. Questa l'hanno usata per dicembre, l'ultimo mese dell'anno 2024. Crimi Mami Yu che si specchia in una stella vedendosi Crimi. Bellissimo anche questo calendario, e qui ci sono un po' di curiosità molto brevi, però bellissima questa Yu vestita di bianco, bellissima questa immagine di Yu vestita di bianco, eccoci qua. Forse non sapevi che, e qui ci sono un po' di curiosità sull'incantevole Crimi Mami, 40° anniversario. Noi siamo andati al Romix a Roma per il 30° anniversario, quindi oramai 10 anni fa. Allora, quindi 40° anniversario per quanto riguarda Crimi Mami, calendario ufficiale Sprea Editori, eccoci qua, Sprea Editori, non me lo metto a fuoco, costa 9,90 €. 9,90 € costa anche il calendario di Bim Bum Bam, sempre edito da Sprea Editori, e ovviamente non lo trovate più, non so neanche se sono uno dei pochi ad averlo quasi conservato, il calendario ufficiale di Ranma Mezzi. Qui non c'è scritto quanto. Volete sapere quanto costava? Quindi calendario, vabbè, questo erano 12 pagine, ve l'ho fatto vedere, ecco il prezzo: 16.900 lire, 8,73 euro. Ok? Quindi diciamo che i calendari forse non sono poi aumentati tantissimo, hanno diminuito le pagine sfruttando le pagine anche dietro, però alla fine sono belli tutti, e diciamo non sono chissà quanto aumentati di prezzo, vedete? Questo è quello di Bim Bum Bam e questo è quello di Crimi Mami.
ok? Allora, siamo arrivati addirittura d'arrivo, anche questa live è durata una quarantina di minuti, sono 40 minuti e 50 secondi. Si sono fatte le ore 11 e un quarto di questo 22 novembre 2023, oggi è mercoledì, ok? Allora, gli appuntamenti, i prossimi appuntamenti saranno lo sfogliamo insieme di questo, ovviamente, indimenticabili videogiochi anni 80, i manuali di Retro Gamer. Tra l'altro voglio vedere quando uscirà il prossimo, non c'è scritto, grazie, ok, va bene. Poi dobbiamo fare l'unboosting di questo viene dall'associazione Irons di Vigevano, quindi ovviamente sapete cosa c'è qui dentro. Faremo lo sfogliamo insieme di questo, faremo lo sfogliamo insieme anche di questo, e poi io devo continuare, ovviamente io sto continuando tutti i giorni, ma non riesco a farne più di 20-30 al giorno, l'archivio dei vinili, che ci vuole un sacco di tempo. Guardate che belli che sono questi vinili, Grease, vedete? Questo è il doppio vinile di Grease. Vabbè, qui c'ho Peppino Di Capri che non vi interessa, c'ho diversi vinili di Peppino Di Capri che magari non interessa. Qui c'ho solo la copertina di questo, lo devo trovare dove sta perché starà insieme a un altro disco, DJH featuring Stefi, We Love It. Questo è un disco mix, l'avrò messo per sbaglio tanti anni fa insieme a un altro e mi è rimasta in mano solo la copertina, ok? E comunque ne sto archiviando a 20 al giorno, a ritmo 20-30 al giorno, ma ne mancano ancora parecchi. Allora, vi do appuntamento alla prossima live che non so quando sarà, spero presto, anche domani cominceremo a fare lo sfogliamo insieme di tante altre riviste. Grazie mille di essere stati con me. Grazie a chi vedrà questa live indifferita, perché questa rimarrà sul mio canale YouTube, poi metterò i link tranquillamente al mio canale YouTube, in modo che potrete raggiungerla facilmente anche seguendomi sia su Facebook che sulle altre piattaforme, ok? Detto questo, preparo la sigla finale, bam barabam, bam barabam. Un attimo solo, eccoci qua, la sigla finale, aspettate un attimo che la preparo, ok. Grazie a tutti di essere stati con me di nuovo e ci vediamo alla prossima live. Grazie mille a tutti, ciao, buona giornata, buon pomeriggio.